Allora, rieccoci con Gino Ferraresso. La questione che stavamo affrontando, abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione, è quella di far fronte a un numero molto elevato di persone non autosufficienti a fronte di pochi posti disponibili, cioè poi disponibili, che sono già occupati tra le altre cose, no? Chiaro. Quindi vuol dire che dobbiamo fondamentalmente, da un lato, aumentare i posti letto, tra virgolette, sanitari, Sì, dando un adeguato sostegno economico ovviamente alle famiglie, perché come si diceva, comunque anche se c'è il contributo da parte della regione per una parte di questi, alla fine insomma una casa di riposo comunque costa. E bisogna potenziare sicuramente quelli che sono i servizi domiciliari, e quindi abbiamo parlato prima del sostegno economico alle badanti, ma anche l'assistenza domiciliare. Adesso il governo ha stanziato circa 3 miliardi e 2 con il decreto rilancio per quanto riguarda la sanità. Di questi 3 miliardi e 2, circa 1 miliardo va per l'assistenza territoriale e anche domiciliare. L'obiettivo del governo è quello di aumentare la copertura dell'assistenza domiciliare in tutta l'Italia, compreso nel Veneto. Noi controlleremo molto, come dire, staremo molto attenti su come vengono utilizzate queste risorse. Abbiamo una quantità di risorse importante e sarebbe veramente un peccato se le risorse poi insomma si perdono da qualche altra parte. assolutamente sì. Quindi abbiamo Assolutamente. un'opportunità anche di avere delle risorse che ieri non avevamo, di aumentare questa copertura insomma della domiciliarità. Assolutamente, quindi questa diventa un'emergenza rilevante. Per quanto riguarda poi l'immediato invece, perché voi avete fatto più volte istanze a questo riguardo, bisogna che anche nella regione poi si organizzino, al di là delle elezioni a venire, tutta questa riforma delle IPAB, ma sostanzialmente nell'immediato che cosa chiedereste che venga fatto, come diceva la segretaria, proprio per evitare che poi, qualora ci fosse un'altra ondata di pandemia, si verificassero episodi analoghi, perché poi tra l'altro in una struttura, non so se è in Veneto, ma c'è stato o in Italia comunque c'è stato un altro caso, altri casi di contagi, ma la cosa purtroppo è inevitabile se esistono le visite dall'esterno, se esiste personale che ha una vita propria e naturalmente poi va a lavorare all'interno senza le dovute cautele, senza la dovuta preparazione, cioè, lì ci sono pazienti fragili. Sì, allora bisogna che ci mettiamo in pace che il Covid, insomma, il segnale anche di questi giorni, di non abbassare la guardia, Sì. non è passata la cosa. Questo assolutamente, però a livello di prevenzione e di intervento, che cosa pensate che sia bene fare o sollecitare che venga fatto? Allora, la Regione Veneto ha emanato, come altre regioni, delle disposizioni per quanto riguarda l'accesso nelle strutture sia di nuovi ospiti e Sì? sia per quanto riguarda i visitatori. Quindi per quanto riguarda i visitatori la misurazione della temperatura, la sottoscrizione di un patto a struttura presenziale e visitatori, nel quale si dichiara esplicitamente di non aver avuto negli ultimi giorni febbre alta, di non avere il Covid e via dicendo, come si fa in qualsiasi, insomma, quando si ha l'accesso in qualsiasi struttura ospedaliera. Quindi bisogna stare attenti, poi avere l'accortezza di osservare scrupolosamente quelle che sono il distanziamento, che è la mascherina, che è la pulizia delle mani. E per quanto riguarda i visitatori,
attimo solo che l'ho tra i persa, 30. aspetti un secondo, proviamo a ripetere. Quindi c'è la questione, vabbè, dell'igiene, il distanziamento eccetera, la questione dei visitatori. I visitatori sono i parenti che entrano, cioè che hanno bisogno di vedere i propri cari e viceversa nelle strutture. Esigenza legittima e tutto, c'è il problema che purtroppo sono vettori di patologia eventualmente. Esatto, quindi bisogna stare molto attenti. Le precauzioni sono queste che ho detto prima, che sono quelle che conosciamo. L'impatto viene chiamato così tra chi entra nella struttura e la casa di riposo, dove chi entra dichiara esplicitamente di non avere problemi, come dire, di Covid. Dopo è anche vero che uno può essere anche asintomatico. Infatti c'è questo problema qui. No, perché a quello volte... Sì. È difficile, come dire, trovare un equilibrio tra come dire, il proteggere la struttura, le persone che sono dentro la struttura e il rapporto essenziale, importante, umano tra i parenti e le persone che sono dentro alla struttura. Su questo l'equilibrio va osservando scrupolosamente le norme che ci sono, sapendo che può succedere che qualche problema ci sarà. Recentemente, lo diceva lei, a Rossano, nella casa di riposo di Rossano Veneto, una persona ospitata in questa struttura è uscita per andare a pranzo con i parenti e è ritornata col Covid. Sì. E quindi adesso tutta la casa di riposo, insomma, è sotto osservazione. E bisogna continuare poi a fare quell'operazione che la Regione Veneto sta facendo, a dire la verità, che è quella di continuare a fare tamponi, insomma, a nastro, perché questo è, fin tanto che non c'è un vaccino, bisogna insomma controllare in maniera attenta le persone in caso di assembramento. Assolutamente. No, ma poi bisogna anche responsabilizzare, continuare a responsabilizzare anche i nipoti di queste persone anziane, certo, perché i nipoti sono quelli che vabbè, hanno i maggiori contatti, sono magari vettori sani, corrono meno rischi, asintomatici. Esatto. Se mi permette, Elena, io vorrei lanciare anche un allarme, un invito. Sì. Allora, ci stiamo avvicinando, come diceva la segretaria Elena, all'autunno, e tutti quanti dicono ma l'autunno non si sa ancora, potrebbe essere, sì, insomma, fonte nuovamente di una pandemia. Bisogna, invitiamo calorosamente tutti gli anziani a vaccinarsi per quanto l'influenza. Quindi... il governo ha predisposto che anche gli ultra sessantenni, prima erano i 65enni, abbiano questa possibilità di vaccinarsi gratuitamente. Quindi vaccinarsi per l'influenza, assolutamente. Io la ringrazio, non abbiamo più tempo a disposizione, quindi informarsi proprio un medico di medicina generale, il medico di base per intendersi, per questo vaccino poi autunnale sull'influenza, intanto che non c'è l'altro vaccino, in modo che almeno ci sia un po' più tutelati. Gino Ferraresso, la ringrazio moltissimo per questo collegamento, per il suo contributo. Grazie a voi. Sempre molto importante. Voi per avere informazioni per tutto quanto riguarda le pensioni, la situazione degli anziani, la 14ª, attenzione che deve arrivare, avete le sedi dello SPCGL sempre a disposizione, sedi territoriali, telefonate, prendete un appuntamento, andate a farvi dare una controllatina anche alla pensione. Grazie e buon proseguimento, alla prossima.